Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il Modena senza Pasquato, impegnato con l'Under 21. Il Padova invece lancia dal primo minuto Di Gennaro nel tridente. Con Succi e Di Nardo ci sono già punti importanti in palio alla braglia tra Modena e Padova. L'inquadratura per i due tecnici Bergodi e Calori. Arbitra invece il signor Giacomelli ed è subito Padova all'11° in avanti. La rimessa in gioco di Crespo, l'affondo di Bovo, tiene questo buon pallone, anticipato Succi da Diaguraga in calcio d'angolo. Si accende Di Gennaro, il minuto è il 27°, gran pallone, l'anticipo di Alfonso, ancora una volta su Di Nardo. Un buon momento per la formazione patavina, qui Di Gennaro tra le due linee, si fa vedere a destra con l'affondo Bovo, ecco il cross del numero 8 sul secondo palo, è proprio Di Nardo, il suo colpo di testa non crea problemi al portiere del Modena. Bergodi dà indicazioni ai suoi. Un minuto più tardi ancora attacca la formazione veneta e qui vedete inciampa in area di rigore Crespo, ma soprattutto rimane a terra Alfonso, che si va a scontrare con Luisi sull'uscita. Alla peggio il portiere del Modena, che qualche minuto più tardi, lo vedete, deve abbandonare il terreno di gioco. Problema al ginocchio per il numero 1 dei Canarini, che lascia il terreno di gioco. Siamo al 35° minuto, dentro Matteo Guardalben, 36 anni, ex portiere del Piacenza. Al 42° arriva il gol del Modena, lo segna Mirko Velardi con il tocco ravvicinato dopo l'uscita non proprio perfetta del portiere del Padova Agliardi. È il primo gol in questa Serie B-Win per il 22enne Velardi. Qui l'uscita in anticipo su Tamborini da parte di Agliardi, il tocco sotto facile del numero 4 del Modena. È il 42°, Modena 1 Padova 0. L'esultanza di Velardi. Andiamo con le immagini alla ripresa con il Modena che attacca proprio con l'autore del gol. Velardi scambia bene il cross sul secondo palo di Signori. Ciani cerca lo spunto con l'esterno destro, pallone alto ma davvero ottima l'intuizione. A fondo di Signori, sporcato il suo cross, grande acrobazia dell'albanese ex di turno Ciani. Insiste il Modena, l'affondo sulla destra ancora una volta di Gozzi, parte il cross e Ciani non inquadra lo specchio della porta. Il suo colpo di testa trova soltanto il primo palo. Una delle ultime azioni di questa partita, con la sponda che favorisce Cuppa in area, non riesce a trovare qualcosa di meglio di questa girata debole, non crea problemi a Guardalben. La grande occasione per il capitano del Padova Cuffa e arriva il triplice fischio finale. Il Modena conquista altri 3 punti e vola in testa alla classifica di Serie B.